Quando si arriva alla caletta, la frazione balneare di Siniscola, e se ne percorre la strada principale, si viene verso la fine indirizzati sul lungomare. Si costeggia dapprima un tratto di spiaggia, poi l'ampio e articolato porto turistico. A questo punto, mentre si entra nel territorio di Posada, si comincia a scorgere il profilo della torre spagnola che dopo secoli continua a vegliare sul mare. Nota come la torre di San Giovanni sorge a breve distanza dall'acqua, costruita con lo stesso granito rosa con cui sono fatti sia gli scogli che la piccola isola, che emerge a qualche metro di distanza. Il mare la raggiunge sicuramente con le onde più grandi, quando è in burrasca, ma è ancora in discrete condizioni. Per quanto abbia 4 secoli di vita, fu costruita infatti agli inizi del Seicento a protezione del vicino Prodo, il porticciolo detto allora di San Giovanni. Era comunque destinata prevalentemente all'avvistamento. I due, massimo 3 uomini che ci facevano servizio erano muniti di un armamento leggero. Il loro compito era soprattutto quello di prevenire le incursioni. Una volta avvistate le navi nemiche, si affrettavano a comunicare l'allarme agli abitanti del retroterra. Negli anni 70, momento di massimo sviluppo del turismo balneare, ma anche di forte migrazione di popolazioni dai comuni dell'interno, la crescita urbana della frazione della Caletta divenne sorprendente. Prosegue fino agli anni 90, anche se ad un ritmo meno tumultuoso. 5 chilometri di sabbia dorata e morbida, mare azzurro e limpido e fondale basso, ideale per i bambini. La caletta è una lunga e ampia spiaggia che parte dal piccolo borgo marino omonimo, frazione di Siniscola, uno dei maggiori centri della baronia, e si estende fino allo stagno di Sugraneri. Una pineta contorna la spiaggia grande, così chiamata per differenziarla dalle altre spiagge siniscolesi, quasi contigua con la spiaggia di San Giovanni di Posada. Si entrava da qui, potete vedere. Io non mi arrischio perché vedo che, ecco qua, come vedete, si entrava da qui.
cosa.